Alessandro, nelle scorse puntate dedicate a Golf in Veneto abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato della grande varietà, della notevolissima solidità, insomma abbiamo parlato degli aspetti quantitativi della vostra straordinaria e assolutamente inedita proposta. Oggi vorrei toccare un tema però molto delicato, la qualità che offrite in termini di accoglienza soprattutto. Sì, Alvise, in effetti noi come destinazione Italia e nello specifico il Veneto non possiamo certo dire di essere la principale destinazione golfistica in questo mondo, perché sia per quantità che per qualità l'offerta dei green, di campi e di green di conseguenza e di green fee naturalmente negli Stati Uniti, nell'Oriente, ma nella stessa Europa. Voi pensate che in Italia abbiamo circa 70-75 mila praticanti iscritti alla Federazione Italiana Golf, la sola Baviera, quindi parliamo di un lender, ha 300.000 golfisti, quindi stiamo parlando di numeri estremamente importanti e di un utente, di un target molto preparato, molto attento, che vuole avere tutte le informazioni prima di partire, sia tecnicamente, sia da un punto di vista di destinazione per sé e per la propria famiglia. Quindi il percorso che stiamo facendo anche formativo nei confronti dei nostri retisti, degli appartenenti alla rete, è un percorso che parte, possiamo dire, dall'ABC, da come viene accolto, deve essere accolto, ma ancor prima di come possiamo dare a chi accompagna il golfista, quindi vogliamo evitare le separazioni in famiglia, perché se non giocano entrambi o se ci sono i figli da accudire perché i bimbi ancora sono piccoli o non giocano, ma bisogna avere un'attenzione a 360 gradi. Quindi diamo informazioni per poter gestire se la moglie non gioca o se non gioca il marito perché gioca solo lei, o se ci sono i bambini, quindi accompagniamo all'outlet o all'ipermercato particolare, al super negozio particolare di moda, di alimentari, di prodotti tipici o Certo. di abbigliamento o a Venezia al Fondaco, piuttosto che, ecco, tanto quanto, soprattutto se sono bambini e non giocano, bisogna avere delle destinazioni, quindi possiamo proporre al capofamiglia, a chi gioca, al nostro target, di andare a Gardaland, li accompagniamo, li andiamo a riprendere, stiamo insieme, cioè va fatto un ragionamento a tutto tondo, ecco, non deve essere una pratica che divide, ma deve essere una pratica che allieta e fa felice tutta la famiglia. Ecco, anche questo è un compito, ripeto, non solo commerciale, perché lì basta avere i rapporti, insomma, con chi dà questi servizi, ma anche formativo nei confronti degli operatori, quindi del management che si occupa dell'accoglienza dei vari nostri retisti. Anche Insomma, direi che non abbiate proprio lasciato nulla di nulla al caso. Sì, diciamo che è più facile raccontarlo che poi farlo effettivamente, perché sai bisogna scrostare abitudini e anche consuetudini, come suol dirsi, perché molte volte se io faccio una cosa da 20 anni e nessuno mi ha detto che era sbagliata, sono convinto che quella cosa sia la miglior cosa. Certo. Ma evidentemente ci sono target e target, ecco. Non parliamo poi del livello nazionale, magari ne avremo un'altra giornata, un'altra occasione per parlarne, ma ripeto, è un percorso che l'Italia sta facendo di recuperare terreno rispetto ad altri competitor, sia europei che internazionali. Grazie ad Alessandro Martini, seguiteci su TG Plus per altre puntate dedicate alla rete Golf in Veneto, in cui avremo ospiti anche altri importantissimi protagonisti di questa straordinaria avventura che abbiamo soltanto noi qua nella nostra meravigliosa regione.